Torniamo in onda, torniamo a parlare di eventi, del nostro territorio in questo speciale Voglia di Festa. Oggi abbiamo il piacere di parlare del 160° anniversario della bandiera di Oliosi e insieme a noi abbiamo il sindaco di Castelnuovo del Garda, benvenuti, e il presidente per quanto proprio riguarda il circolo della bandiera di Oliosi. Ecco, grazie, benvenuti. Grazie dell'invito. Grazie a voi, benvenuti, come state? Tutto bene? Bene, grazie. Molto bene, grazie a lei dell'invito come al Grazie solito. a voi, grazie a voi. Sono contento perché torniamo a parlare in questo caso di Oliosi, ne avevamo accennato un po' di tempo fa, e oggi andiamo proprio nello specifico perché torna l'evento e soprattutto 160° anniversario. Esatto. Si tratta del 160° anniversario dell'episodio della bandiera, Sì. Un episodio eroico che ha visto i soldati del neonato Stato Sì. italiano, del Regno italiano, impegnati contro il Regno austro-ungarico in quelli che sono i contesti della terza guerra d'indipendenza. L'evento è avvenuto il 24 giugno del 1866 e quest'anno ricorre il 160° proprio anniversario di questo episodio eroico che ha visto i soldati italiani circondati dall'esercito austro-ungarico fare a brandelli la bandiera del Regno d'Italia in 13 pezzi che poi sono stati occultati da questi eroici soldati e poi riuniti in una bandiera che attualmente è esposta al Museo delle Bandiere di Roma. Esatto. Beh, un evento insomma direi molto importante, significativo proprio anche per la storia. Esattamente, come diceva il signor sindaco, è il 160°, ma è stato il battesimo del fuoco del neonato esercito italiano in quel determinato evento. Perciò tuttora le bandiere di guerra sono una reliquia, non è la cosa più sacra che hanno totalmente i reggimenti, e tuttora si dà gli estremi saluti. Ecco. Programma molto fitto, molto importante, si comincia proprio venerdì 19 giugno, andiamo a fare una carrellata veloce, prego. 19 giugno si comincia con un piccolo cortometraggio di quello che sarà quello che lì a Oliosi abbiamo perdonatemi, abbiamo prego. abbiamo un centro, sì, dove c'è il Senso Academy. Sì. Faremo una proiezione di un cortometraggio dei ragazzi che hanno affrontato l'Accademia del Cinema. Sì. E subito dopo ci sarà l'inaugurazione da parte della banda cittadina di Castelnuovo del Garda. Che bello. Perciò si inizia veramente in pompa magna. Poi proseguiamo Il 20 invece al pomeriggio dalle 2 in poi ci saranno le cerimonie del fatto in arme, perciò si va a ricordare con tutte le associazioni d'arma il fatto della bandiera, perciò ci saranno logicamente la cerimonia con l'alzabandiera, la deposizione ai caduti, la messa in suffragio di tutti i caduti di tutte le guerre ovviamente, ma in particolare della bandiera di Oliosi si va a ricordare proprio quel momento lì. Con una chicca, quest'anno ci sarà da parte dell'amministrazione comunale, che ringrazio tuttora, certo, per questo bellissimo regalo che ci ha fatto anche per le associazioni d'arma, ci sarà la consegna della cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Fanti e all'Associazione Nazionale Bersaglieri che combatterono quel giorno lì a Oliosi. È importante perché è la prima cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale del Fante e all'Associazione Nazionale dei Bersaglieri. Non è mai stata attribuita precedentemente. Tra l'altro la cittadinanza onoraria è un fatto molto serio perché in questo momento Castelnuovo del Garda ha 3 cittadini onorari che sono delle persone fisiche che certo, si sono distinte per merito nei confronti della promozione di Castelnuovo del Garda. Invece in questo caso andiamo a ricordare tutti quei fanti e quei bersaglieri che in quei giorni tragici persero la vita per fare in modo che nascesse lo Stato italiano. Ecco, quindi parliamo di un argomento molto importante e molto serio, quindi insomma questo sicuramente, che è unito ovviamente in un grande evento dove chiaramente poi si parla di festa, quindi esattamente, questo sì, è chiaro. Allora, certo, però Len, scusa, certo, se mi inserisco, prego, assolutamente. Abbiamo anche un annullo postale concordato con Poste Italiane. Ci sarà
del materiale commemorativo riguardante il 160esimo dell'episodio della bandiera, con i tecnici delle poste che annulleranno il materiale filatelico. Anche questo secondo noi è una cosa importante, perché va a dare ulteriore prestigio alla manifestazione. Inoltre in questi mesi abbiamo contattato sia il consolato austriaco sia il sindaco di Graz, da dove veniva il comandante austriaco che ha combattuto ad Ogliosi, appunto per coinvolgerli in questa manifestazione, per ricordare che l'Europa in passato è stata teatro di guerra, ma in questo momento invece per il futuro vorremmo che fosse un futuro pieno di pace e di concordia tra i popoli. Purtroppo non saranno presenti fisicamente perché hanno altri impegni istituzionali, ma ci hanno mandato uno scritto che poi renderemo noto il giorno della commemorazione. Molto importante, grazie sindaco per essere intervenuto anche su questo. Allora andrei un po' in chiusura, perché ricordo c'è un programma molto bello, molto importante, nei prossimi giorni uscirà su tutti i canali legati al comune, legati alla bandiera di Ogliosi, legati anche proprio a Vivere Castelnuovo, insomma un'unione importante. Quindi su questo programma poi troverete tutto, noi ve l'abbiamo sbirciato così proprio al volo, dove poi, ripeto, potete anche metterlo in ferma immagine se ci volete riguardare su www.radioadige.tv. Carrellata veloce, perché comunque ci saranno chioschi, si mangia, ci sarà festa. Posso fare un ultimo ringraziamento, perché volevo ringraziare tutti i volontari che fanno in modo che esistano queste manifestazioni. Stefano è il presidente dell'associazione, della sezione di Ogliosi dell'Associazione Nazionale Combattenti Reduci, ma poi c'è anche il Comitato della Bandiera che ci supporta in tutte queste attività, e tantissimi cittadini e colleghi, assessori e consiglieri comunali che si sono messi a disposizione per fare in modo che questa manifestazione venga svolta secondo i crismi e l'importanza dell'evento. Un'ultima cosa e poi mi taccio. Prego. Abbiamo anche prodotto una copia fedele della bandiera di Ogliosi originale, come doveva essere prima che venisse poi tagliata per occultarla, per non farla cadere in mani nemiche, e verrà presentata quel giorno, ed è secondo me sarà un momento molto emozionante, perché vedremo la bandiera come doveva essere al tempo in cui si sono svolti i fatti d'armi. E qua permettetemi di ringraziare il colonnello Marco Ronchi del Sacrario delle Bandiere di Roma, che in collaborazione con la nostra sezione ci ha fatto veramente vivere quei momenti, proprio di vedere come è fatta una bandiera di guerra in tutti i suoi dettagli di quell'epoca, perché insomma è antecedente a quello che è stato poi il Regno d'Italia. È stata la prima bandiera che si riconosce come Regno d'Italia, perciò aveva dei dettagli molto, molto intensi che abbiamo voluto riprodurre nei minimi dettagli. Bene, io vi ringrazio per essere stati oggi con noi. Ricordo ancora che potete rivedervi tutta la puntata, e soprattutto andiamo poi proprio alla 49esima festa della bandiera di Ogliosi, in occasione proprio del 160esimo anniversario. Esatto, dopo quella sarà la vera sagra, perché quest'anno è stata divisa in 2 settimane, e andrà praticamente quest'anno 49esimo di quello che sono i festeggiamenti. È nato tutto da lì, dal comitato La Bandiera, da quell'epoca, e dopo è nata la Combattenti Reduci successivamente, per rendere un po' più la vita di quello che è stato il rendere onore alle cerimonie. Perciò noi l'anno prossimo facciamo 40 anni. Complimenti, grazie davvero. Grazie al sindaco, grazie a Stefano per essere stati oggi con noi, grazie mille. Grazie a voi dell'invito, veramente. Continuiamo con la musica, ancora grazie ai nostri ospiti, ci risentiamo tra poco, state con noi.